Benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni. Allora, eccoci, questa è la seconda parte dell'intervista a Italo Moscati. Eccolo lì, di cui parliamo del libro appena uscito per Castelvecchi, cioè Ennio Morricone, appunto, un titolo che è tutto un programma. Allora, Infatti. voglio dire un paio di precisazioni prima di far vedere questa seconda parte. Secondo me ogni tanto io mi devo sbilanciare. Questa è una delle più belle interviste dal punto di vista dei contenuti che noi abbiamo fatto, perché veramente si parla di cinema, di musica del cinema a tutto tondo, con tantissime riflessioni, secondo me, assai importanti, assai stimolanti. Oltretutto, insomma, con Italo Moscati siamo andati a un certo punto a briglia sciolta e io personalmente ho capito l'importanza, quella che potrebbe essere l'importanza della critica cinematografica, avendo un maestro così davanti. Purtroppo critica cinematografica che da tempo, insomma, ha meno importanza di quella che aveva prima, anche perché dal punto di vista qualitativo, secondo me, c'è stata anche un abbassamento dei livelli qualitativi della critica cinematografica italiana. Vorrei che il caro Massimo invece spiegasse un'altra questione spinosa a proposito delle famose quantità delle colonne sonore che ha fatto Morricone. Premettendo per me che ci interessa il giusto, perché qui non è che stiamo a fare i conti a etti o a chili, ma insomma cerchiamo di indagare altri contenuti, però insomma spiegaci un attimo bene la questione numerica. Vabbè, è una questione spinosa in realtà solo forse probabilmente per collezionisti incalliti o appassionati oltranzisti, perché poi O alla fine, storici o forse. storici, sì, da un punto di vista musicologico, analitico, perché per uno storico va benissimo anche capire, scusate, la quantità e la mole di colonne sonore nella filmografia di Morricone. Ovviamente i numeri negli anni sono cambiati, c'è chi ne diceva 400 e poco più, chi ne diceva 1000 e andava ben oltre, chi ne diceva meno di 500. In realtà forse una via di mezzo c'è, nel senso che probabilmente quello più esatto come numero è il 600 e poco più, perché dobbiamo sempre pensare che, e mi ricordo questa fu una critica da parte di Morricone alla mia rivista storica quando era in formato cartaceo, ora web, come ben sapete, mi disse: guardi Privitera, che quando mi si viene a dire che in una mia colonna sonora c'è un pezzo che è uguale a un altro di un'altra colonna sonora, è perché a mia insaputa molti produttori che avevano i diritti di quelle colonne sonore usavano quei pezzi in altri film. Quindi cosa succede? Che poi a un certo punto il numero aumenta di Sì. spessore, perché magari la stessa colonna sonora è stata ripetuta 2 o 3 volte in altri film di altro genere. Solo che in quel caso non si può parlare più di musica originale No, per il film quanto quasi di repertorio. sì, Ecco. sì, il repertorio riadattato, ma non succedeva solo a Morricone, succedeva a Cipriani e Certo, tantissimi certo. altri. Quindi, se vogliamo proprio essere precisi, nel sito ufficiale anche di Morricone stesso ci sono abbastanza delle lacune anche da questo punto di vista. Quindi, anche Italo Moscati in questo bellissimo libro di cui abbiamo ampiamente parlato e continueremo a parlare nella seconda parte, ci sono anche diciamo delle sviste da un punto di vista numerico anche lì, oltre 1000, in realtà 1000 non sono quelle che vi dicevo, quelle 600-650, contando gli spot, il teatro, la multimedialità, il essere TV, documentari e quant'altro. Questo è perché poi negli anni contare la mole veramente di lavoro sterminato, in questo caso proprio sterminato è l'aggettivo giusto, per quel che riguarda la filmografia morriconiana è veramente stato difficile. Forse l'unico che si avvicina come numero giusto o pseudotale è quel sito fanzine non ufficiale che è kimai.com, se non mi ricordo male, che è una fanzine proprio di appassionati che ha effettivamente il numero quasi esatto di quella filmografia. Però al fin Allora, dei conti a noi non ce ne può fregare di meno, quindi ok, tanto ecco, esatto, e infatti il nostro termine tecnico è quello. Allora, perché credo che siano altre le cose ben più importanti importanti. e di queste cose ben più importanti, secondo me, se ne parla diffusamente in questa seconda parte dell'intervista con Italo Moscati, che quindi andiamo ad iniziare. Ciao Massimo, grazie.
Ciao Marco. Buona visione a tutti quanti. Questa cosa, scusate, ma è interessantissima, cioè il piacere dell'esperimentare e di trovare delle soluzioni a cui uno magari non aveva pensato nella solitudine della sua stanza. Questo confronto di cui parlavi prima a proposito di Morricone e Leone, che per quanto io sappia è esistito anche nell'ambito del rapporto, ad esempio, con Tornatore. Con Elio Petri. Ecco, esatto, io penso che allude a un momento di cinema, di produzione cinematografica, dove c'era un rapporto tra regista e compositore non mediato da altri attori, come ad esempio io parlo spesso attualmente i montatori, è una figura molto importante nel rapporto tra regista e compositore. Una volta invece probabilmente lo era molto meno, e c'era più libertà forse per il musicista. Tutto questo perché io voglio fare una domanda a Italo Moscati. A questo punto mi affido, usciamo fuori un po' dal libro. Moscati è come regista, come compositore, no, come sceneggiatore, quello gli manca, non l'ho notato. Però ha lavorato dagli anni 60 in avanti, mi si corregga se sbaglio, con la Rai, no? Sì. E a proposito di musica, di musica, di centralità della musica nell'ambito dei palinsesti, io lo dico spesso, qualche tempo fa mi sono imbattuto in una registrazione di un programma degli anni 60, in prima serata, dove c'erano due grandi pianisti italiani, Simonetti e Luttazzi, che suonavano, con la scusa di fare una canzoncina che era Lisa dagli occhi blu, suonavano Bach, poi suonavano Brahms e poi andavano a finire nel jazz. Tutto questo in prima serata. Non c'erano giurie, non c'era contest, nessuno vinceva, la musica e basta. Che cosa è accaduto nel frattempo? Come mai la musica che veniva suonata liberamente in prima serata in questo modo così raffinato adesso sarebbe impensabile? Guardi, lei ha richiamato una cosa fondamentale, e cioè che le persone che lei ha citato, musicisti, erano in grado di avere dentro non una nostalgia, ma una voglia di cambiare e di sintonizzarsi con le cose che nel mondo cambiavano, perché quello che stava succedendo, cioè il vero periodo di cambiamento, sono stati gli anni 60, dove tutti hanno fatto delle esperienze che erano fuori registro e che però avevano contribuito a tenere in piedi non solo i musicisti, ma tutti gli elementi, per esempio gli sceneggiatori, i produttori stessi. C'era stato un qualcosa in quel cinema che era non solo al servizio di elementi della contestazione, che sono un genere di quegli anni, ma anche del fatto che il cinema stava cambiando. Finito il momento del neorealismo, dopo è cominciata la commedia, ma non è la commedia, ripeto, degli italiani, non è la commedia all'italiana, ma degli italiani. C'è dentro tutto, è una cosa impressionante quello che hanno fatto con cattiveria, con sentimento, con piacere, con la comicità, con la presa in giro. Ma quando, per esempio, non so, Alberto Sordi fa il film, quello dell'occhio, no? Del film di Sica. Quella cosa lì, cosa c'entra con la comicità? Non c'è niente, è un pezzo di vita d'Italia, no? che racconta come nell'Italia si combinavano situazioni perché c'era voglia di denaro, e anche in qualche modo l'Italia non era più quella del neorealismo. Noi siamo ancora in una fase che non sappiamo cosa siamo, però il cinema ha contribuito, secondo me, a chiarire tante cose, e quindi anche le cose che hanno fatto i musicisti sono stati bravissimi. Io poi ho seguito il jazz quando ero ragazzo, e a Bologna era una capitale del jazz. Arrivavano tutti
e io li ho risentiti tutti, li ho conosciuti tutti, Chet Baker, Ben Goodman, quindi lì in realtà abbiamo avuto anche questa capacità che quello che veniva dall'estero era anche di una qualità straordinaria, perché la musica che veniva dai francesi, dagli inglesi, non parliamo poi delle canzoni, anche lì, i nostri cantautori, cioè noi abbiamo avuto tantissime cose. Tutto questo adesso sembra che non ci sia più. Perché non ci sia più? Naturalmente è difficile trovare una spiegazione con un concetto solo. È un andazzo che riguarda un po' una società che a un certo punto è cambiata. Non ci sono più partiti, non ci sono più, diciamo, quelle luoghi dove si fermenta anche la creatività. Il cinema lo era, e il teatro anche. Adesso invece la polemica che ci sono sui teatri di turno, sul cinema, cioè è veramente un momento di crisi, ma nessuno ne parla. Allora, quando io faccio questi lavori dedicati a personaggi, cerco solo di fare una cosa, non solo, ma cerco anche in qualche modo di illuminare quegli elementi di avvio a delle riprese, a delle voglie di raccontare, a un bisogno di raccontare, di inventare, come è successo tra gli anni 50 e 60, perché quello è stato, sono il periodo più forte. Noi ci viviamo alle spalle, i festival, tutta l'organizzazione del cinema, il periodo per esempio delle coproduzioni italiane e francesi, ma lì dentro è un tesoro di cose, gli attori meravigliosi che facevano Mastroianni in mezzo alle ragazze francesi, cioè c'è tutto. Quello che a un certo punto invece ormai è, non dico finito, ma certamente sono piccole cose, mentre prima avevamo una quantità di registi enorme, infatti, e che una quantità di attori che erano anche il ricordo magari di anni passati, ma che erano cambiati, perché anche Alberto Sordi o Fellini, che sono nati negli anni 20, sono stati capaci di fare un cinema all'altezza degli anni 50 e 60, sono persone che avevano riflettuto su quello che è il cambiamento, l'Italia che non era, stava nel mondo, insomma è stato un aggiornamento tale che il mio lavoro adesso è su questo, si organizza proprio sul tentativo non di rivalutare, ma di valutare quello che è avvenuto. Perché tra l'altro noi abbiamo avuto, questa è una cosa a cui tengo moltissimo, quando il primo film che veniva da Hollywood era un film che si chiama Quo Vadis, e quindi vennero da lì in poi fino a oltre gli anni 70 la Hollywood questa cosa qui non è stata solo una grande operazione, diciamo, produttiva, le cui, diciamo così, componenti erano quasi tutti di tipo storico, no? Ma anziane, la storia della storia del vecchio tempo. Era Roma, bisognava fare la romanità, no? E l'hanno fatta. Però poi hanno portato via tutto, cioè è finito tutto, però improvvisamente quel cinema, e arrivavano, perché è come i Marines che arrivano in un luogo, sono arrivati gli elicotteri, gli aerei a scaricare attrici, attori, bravissimi, registi, straordinari. Poi alla fine qualcuno chiamava Sergio Leone e gli faceva fare la corsa delle bighe, per esempio, no? Che resta nella storia del cinema. Allora c'è stata questa, finita il neorealismo, nasce l'occupazione americana, lo dico così anche per divertirmi, l'americana. Dopodiché finisce anche quella, tornano a casa, chiudono anche gli agenzie americane che erano venute in Italia e quindi seguivano anche gli interessi degli attori, e il nostro cinema si è un po' perduto. E non si è perduto perché non si raccapezza più. Che paese siamo noi? E quindi allora, cercando di vedere il contributo che persone come il nostro grande compositore di musica da film ha fatto e ha lasciato come retaggio, forse dovremmo cominciare a cercare da dove ricominciare,
senza riprendere, ma ricominciare. Ecco, in questo senso, infatti, le faccio la domanda che è conseguenziale. Da questa stasi, perché per me tale è, come se ne esce? Mario, io non so come se ne esce perché poi non voglio essere presuntuoso, sono una persona che va al cinema, che cerca di capirlo, di raccontarlo, perché si è innamorato delle storie del cinema italiano, che sono in alcuni film inarrivabili, sono veramente, c'è qualcosa in cui in Italia è venuta fuori una verità incredibile, che è quella della gente, quello, insomma, della complessità del paese stesso. Ma quando a un certo punto, finita l'epoca dell'Hollywood sul Tevere, finita la collaborazione con i francesi e il cinema a un certo punto viene violentato da una televisione che fino a un certo punto rispetta il cinema, ma lo devasta quando a un certo momento lo può fare, e quando a un certo punto ancora non è che è una televisione, sono tante televisioni che entrano e il cui livello, devo dire, non è proprio così eccesso. Allora abbiamo il registro, non verrà fuori più un Morricone, cioè nel senso, perché dovrebbe venire? Non c'è cinema, se è troppo poco, o vai alle cose collaudate. Quindi il problema è che non ci sono possibilità, perché non vedo nelle organizzazioni di cinema, comprese Cinecittà, i produttori non ci sono più, cioè è tutto una qualcosa che ha come dimissionato gli elementi più forti, che sono stati gli sceneggiatori, la musica e gli attori, questi tre elementi che sono formidabili e funzionali. Noi abbiamo perduti, no? Sono morti uno dietro l'altro, e poi ho avuto anche la voglia di scrivere un libro che finisse con Ettore Scola, ma prima raccontavo anche le persone che avevano preceduto loro, favolosi, come appunto il nostro Morricone, cioè, che si è inventato le colonne sonore e il mondo gli hanno dato l'Oscar, e questo per esempio è una cosa incredibile, no? E Tarantino si inchina davanti a lui, ho visto le riprese che ho anche raccontato nel libro, e sono non solo doverose, è come se a un certo punto Tarantino avesse visto qualcosa che non aveva mai visto, e quindi allora ha visto una cosa e subito è corso appresso dietro a lui, l'ha voluto e l'ha cercato, dopo anche uno scazzo che c'è stato. Allora il problema è che il cinema non è una cosa tranquilla, il cinema è una cosa eccitata, è una cosa di scommessa, di confronti, di amore ma anche di disamore. Però è quella la realtà del cinema, non è un museo nel momento in cui si gira, è una rivoluzione. E noi altri, lì, quando abbiamo fatto il cinema, poi abbiamo fatto Portiere di notte, che non era anche quello un film, diciamo, tranquillo, perché poi anzi. Quindi è stato un film che ci ha dato tante soddisfazioni, perché l'abbiamo voluto anche farlo uscire dalle critiche, di proteste, ma adesso è diventato uno dei film che viene più amato nel mondo. Sono andato in Germania a presentarlo, ma è un successo clamoroso. E quindi abbiamo bisogno non di tornare, ma di trovare. Ecco, questo. Non voglio che ci sia un ritorno, voglio che ci sia un ritrovamento. Ecco, una riscoperta, una riscoperta, una rivalutazione di tutto quello che noi abbiamo come patrimonio, perché effettivamente ce lo siamo dimenticati. Poi, tra l'altro, anch'io vengo dalla televisione, ci ho lavorato per tanti anni, più di 20 anni, e la cosa che mi è dispiaciuta tantissimo, Marco lo sa anche perché ci ha lavorato anche lui, che una volta si giocava molto, e l'ha detto anche lei Moscati, sul fatto qualitativo. Oggi c'è solamente il fatto quantitativo, c'è tante cose, buttiamo dentro tanto, e quindi c'è stata una sorta di imbarbarimento, ovviamente, perché quello che considero oggi televisivamente e purtroppo anche culturalmente lo considero una barbarie, un imbarbarimento di tutto ciò che era invece nostro. Abbiamo un patrimonio eccezionale, un patrimonio incredibile,
lei ha citato Ettore Scola, oggi sarebbe impossibile avere un film come Brutti, sporchi e cattivi al cinema, certo. perché non c'è più quel modo non solo di ideare, di pensare, di girare e con quegli attori, ma anche di metterli in pratica, perché forse i Brutti e sporchi e cattivi attuali sono quelle che vediamo nella televisione, vediamo penso, sì. sul web. No, ma poi c'è il problema che prima, quando c'erano tutti questi registi, che poi ho raccolto nel libro dedicato a Ettore Scola, c'erano appunto i Comencini con cui ho lavorato a lungo, insomma tutti quelli che erano bravi. E poi adesso ci sono anche i bravi, ma era proprio un gruppo di persone brave che erano anche nella dinamicità che c'è nel cinema, che può essere in qualche modo anche di polemiche, ma anche di volontà di uscire da una certa ripetitività. Cioè, ogni regista di quelli lì, di questa scuola del cinema italiano, era una cosa che gli autori ti raccontavano con grandissima criticità, non c'era un complimento per la società italiana, era una società che vedeva il nuovo sempre come un elemento che non era stato capace di essere assimilato, quindi è sempre stato un cinema critico e anche un cinema che aveva anche l'avventura della fantasia, dell'umore, della comicità. Abbiamo avuto degli attori pazzeschi che adesso qui ci sono, poveretti, ma è anche questo è una situazione che se ci si deve rassegnare andiamo avanti così, se ci si deve cambiare, io penso che bisognerebbe farsi come dire, capire fino in fondo ciò che io ho provato a dire così improvvisando, ma in realtà poi sono pensieri che mi accompagnano e accompagnano anche il mio lavoro. Mi ribello alle cose che si fermano, che non accendono, ma non c'è polemica, perché tanto le recensioni sono tutte oramai scaricate di fantasia, non esistono più i critici ci sono, ma che cosa fanno? Non lo so, io ci vado ai festival, però non li vedo partecipare. Noi ai vecchi tempi si litigava brutalmente anche, è già finita. E quindi insomma che la critica sia finita da un pezzo lo sappiamo, ad esempio da un musicista dico che una volta c'erano le critiche dei vari dischi, no? C'era una grande fervore e fermento, adesso le critiche sono a nient'altro che comunicati stampa praticamente copiati e incollati, e questa cioè questo fa parte anche della perdita di un patrimonio, questo sì. Questo è vero, sì. Questo è vero. Allora io vorrei chiudere questo ritornando al libro e poi c'è la domanda finale, però quello del libro abbiamo evocato Antigone all'inizio, ma il libro finisce anche con Antigone, perché è molto bella questa frase: battersi come Antigone, mi viene da dire, la fatica di Ennio non l'ho mai vista, è sempre stato in forma e pronto, lucido e disponibile, ma la fatica c'è, si sa, ci sono le difficoltà, gli ostacoli. Mi permetto di invidiare la sua fatica e la sua continua vittoria. Noi abbiamo sentito tantissimi collaboratori di Morricone, li abbiamo intervistati, peraltro anche il figlio Andrea, e tutti parlano di un Morricone stacanovista, il primo a arrivare in sala di registrazione e l'ultimo a andarsene, telefonate all'alba a direttori di produzione. Insomma, tutto lascia pensare come a un Morricone quasi impossessato dalla musica e dal lavoro. È vero? Anche Moscati ha ricevuto questa sensazione? Io intanto sottoscrivo in pieno le cose che lei ha detto. Vorrei anche dire, proprio sempre riferendomi alle cose che lei ha detto adesso, chiamando in causa un'altra parte del cinema italiano che aveva questi nervi, questa necessità di fare delle cose che fossero convincenti ma appassionanti. Quando io partecipavo a delle riunioni di sceneggiatura con personaggi di questa cosa qui, avrei dovuto avere un diario e scrivere tutto, perché erano veramente dei maestri che regalavano le cose.
e adesso sono scomparsi di scena. E quella reazione che lei ha trovato in Morricone come capacità anche di essere solitario, ma solitario fattivo, cioè non chiacchierone, fattivo, anzi capace di produrre una quantità di lavoro che fa quasi paura, ma perché quelle cose lì ce l'aveva dentro, erano tutte cose che dovevano esplodere. Nessuno può dire a lui che è stato uno che ha approfittato del suo talento, perché io l'ho visto lavorare e come Comencini erano persone che avevano Liliana, che avevano al cinema una cosa che si chiama rispetto, cioè nel senso che loro vanno e non dicono una cosa per poi cambiarla, perché hanno pensato, riflettuto, sofferto. E allora c'è un cinema che esisteva nella sua qualità di ricerca e di continuità di una tradizione che ha avuto momenti difficili, ma anche momenti molto belli, quelli che abbiamo parlato fino adesso. Però nel cinema italiano rischia di smarrirsi ed è un peccato, perché è stato il secondo cinema del mondo e quindi bisognerà trovare anche delle soluzioni che non siano quelle più ordinarie, per esempio di aumentare i bilanci senza sapere che questi bilanci di finanziamento dei film devono andare ai film che valgono e non un'operazione di ripetitività, di continuità. La continuità non c'è, la continuità c'è se a un certo punto il bagliore della creatività di questi registi, a questi attori, che abbiamo meno attori di quelli che avevamo tra fascismo e democrazia. Dove sono finiti gli attori? Ci sono, ma non vengono trovati, non c'è una valorizzazione. Quindi anche lì bisogna trovare degli elementi che continuino il lavoro anche di stabilimento del cinema, cioè di confezione, di paternità delle idee e anche di conoscenza di dove andarselo a cercare. Perché nel momento in cui tu hai i soldi che stanziati da un ministero per finanziare i film e poi il finanziamento non si capisce bene con quali criteri viene fatto e perché certi film, certi registi, perché certi produttori. Allora, se queste cose qui non vengono chiarite quando per un certo momento, dal dopoguerra, dagli anni 50 agli anni 60 e anche agli anni 70, lì i produttori c'erano bravi produttori. Mi ricordo che aveva Ugo Pirro, mi diceva, no, c'erano mica questi qua, diceva Ugo Pirro quando faceva le riunioni. Questi qui erano delle persone con le quali bisognava fare i conti e Fellini li facevano tutti i conti con i produttori, che però non erano mai così, come dire, incapaci e così assenti da quello che il cinema ha bisogno, che è quella forza che si fa quando ci sono delle energie contrapposte che hanno un progetto non ideologico, non di vita, ma semplicemente di racconto, di acutezza, di capacità di capire quello che nella massa noi stessi che siamo dentro del mestiere non capiamo, perché siamo anche stretti a volte da contagi negativi e quindi forse magari bisognerebbe rifare appunto un po' di storia del nostro cinema in maniera più. Ho l'impressione che anche lì tanti libri poco sugo a volte. Allora, e qui ci sarebbe da aprire un altro capitolo enorme. Ma poi come diciamo diventa un sequestro di persone e non un'intervista. Teniamo tutta la giornata con noi. Allora io comunque siete simpatici e quindi io ho cercato di essere alla vostra altezza. No, ma ci riesce perfettamente. E poi questa
è una grande lezione, secondo me, perché c'è tanta, come posso dire, ci sono tante idee che sono state buttate lì per la discussione e riflessioni, secondo me, importantissime. Noi ringraziamo Italo Moscati e ci piacerebbe averlo ancora con noi, soprattutto quando magari andiamo a toccare alcuni temi particolari di cui si è parlato adesso, ad esempio quello della qualità del cinema e di tutto quello che ha a che fare magari anche con i finanziamenti e tutto questo discorso, perché poi alla fine, caro Moscati, mi ricordo in un'intervista che abbiamo avuto recentemente con i fratelli De Angelis, ovvero gli Oliver Onions, quelli che hanno fatto la musica del western, e io gli dicevo: ma come fate? Trapela dalla vostra musica divertimento, voglia di lavorare, eccetera, eccetera. Loro mi risposero: certo, negli anni 70 noi facevamo 3 film al mese, eravamo tutti felici, ma Li ho tutti. conosciuti proprio nel periodo in cui erano felici. Infatti, è tutt'altra cosa, voglio dire. E adesso sono molto lugubri. Il rapporto era che nell'epoca che ha citato Moscati nei più momenti del nostro chiacchierare, a quei tempi si facevano 300-400 film all'anno, oggi se ne fanno 30. Il rapporto già denota che c'è una sorta di problematica non proprio trascurabile. Quindi... Questo è una cosa proprio che nessuno cita, ma è vero questo è verissimo. Sì. E poi c'erano i generi. Quando ci sono delle effervescenze, portano anche quell'elemento di numero, cioè di occasione, no? Su cui, e pensavo, allora adesso, visto che stiamo per concludere, a quello che è riuscito a fare il nostro amico Ennio, ma è stata una cosa incredibile. Cioè, quando mi viene in mente 1200 lavori, che non sono solo quelli, perché poi nel libro ho messo anche le altre cose che ci sono, cioè la musica che lui faceva sperimentale, tutte le varie specializzazioni, le canzoni, cioè è una cosa impressionante. Allora, questa capacità di allargarsi e di farlo quasi come se fosse uno che si chiude in un mondo e sta lì e lavora lì. Ecco, per esempio, lui ha dato una dimostrazione di volontà e di passione che non veniva fuori, perché non era una persona quelli che stava a pacca sulla spalla, era semplicemente serio. E allora io spero che serio con sorriso. Questa è la sua fotografia. Comunque i musicisti sono abituati a stare nelle solitudini delle loro stanze, e ultimamente ho visto un'intervista a Stravinsky dove faceva vedere la stanza dove lui ha creato la Sagra della Primavera, e a Parigi sarà una stanzetta, sarà stata 2 metri per 3. Lui lì dentro ha fatto una cosa che ha sconvolto la musica, voglio dire, contemporanea. C'è certo, appunto, Morricone cita Stravinsky, sì, lo cita proprio come un elemento che, anche vero, cioè, lei preferisce Mozart? No, io preferisco, cioè, aveva delle idee, capito? Avevano Bach, Stravinsky, strabilianti. Allora invece noi torniamo invece a qualche cosa di più popolare. Siccome siamo collegati anche con la radio del programma di Renato Marengo, appunto, noi concludiamo sempre con una domanda al nostro ospite, ovvero: qual è una canzone, non un tema strumentale, una canzone legata a un film, quindi una canzone originale legata a un film, che è rimasta particolarmente nel cuore di Italo Moscati? Sapete che questa cosa mentre parlava lei, stavo cercando di trovare, mi viene più in mente però la colonna sonora del film di Pietro Germi. Quale? Quello praticamente Divorzio all'italiana. Divorzio all'italiana. Okay. Cioè, perché il colore siciliano, la caricatura della storia, la lezione del film, no? Il grande Carlo Rustichelli, tra l'altro. Esatto, con una colonna sonora bellissima, la musica nella notte che avanza, queste musiche che sono tali che non sono
solo semplicemente una carezza per l'orecchio, sono un invito satanico al sesso, all'amore, alla perdizione, al buio, alle stelle, una cosa incredibile, cioè questa nel silenzio del luogo dove si prepara un delitto, no? Cioè, il cinema italiano non aveva nessuno che potesse insegnargli il suo mestiere, però poi a un certo punto tutte queste risorse si sono un po', come dire, o stancate, sono state, io penso, distrutte, ecco. Abbandonate. Per citare un film di Germi, abbandonati. Sedotte e abbandonate quelle risorse. Ecco, sedotte e abbandonate, vedi questa citazione. Una frase che può essere ammessa in testa al nostro ragionamento, sì. Infatti. Va bene, Grazie, noi ringraziamo Moscati. Italo Moscati in tutte le maniere possibili, le auguriamo il meglio per tutto, tutte le migliaia di idee che comunque ha, quindi voglio dire, e progetti anche, mi sembra di capire, quindi invitiamo poi a leggere il libro Ennio Morricone, di cui noi su colonnesonore.net abbiamo già recensito questo bellissimo lavoro, quindi anzi fatevelo come regalo natalizio, visto che siamo quasi a ridosso. Un'idea. Hai visto? Anche perché siccome non si può andare al cinema questo Natale, allora leggete di cinema, ecco, leggete di cinema. È come scrive una persona di grande cinema. Esattamente. Grazie. Grazie a Italo Moscati. Arrivederci. Arrivederci.